Questo monumento per me è tutto, è la vita, perché questo monumento ha 3 colonne mosse. Una colonna è per ricordare i caduti della prima e la seconda guerra mondiale. La seconda colonna ricorda quelli che muoiono nella strada del Grappa e quelli del volo libero. La terza colonna ricorda i recuperanti del ferro della prima guerra mondiale. Mio padre di 28 anni, raccogliendo il ferro sul Grappa, ha lasciato la vita. Io sono nato 5 mesi dopo. Domenico Chemello vive a Romano Dezzelino e da diversi anni si prende cura di questo monumento che si trova a Costalunga, all'altezza dell'8º tornante lungo la strada Cadorna sul Monte Grappa. Ogni anno mette a dimora decine e decine di piante e di fiori. È un tappeto di colori, quello che crea, in ricordo anche di suo papà, morto proprio sulle pendici del Monte Sacro alla Patria. Ma i fiori hanno bisogno di acqua per vivere e il signor Domenico, con i suoi 85 anni, ora è in difficoltà. Per tenere su i fiori come che ci sono adesso, minimo ci vuole 150 litri di acqua. Un giorno sì, un giorno no. Questo momento è diventato complicato perché nonostante che abbia tanta passione, adesso avrei bisogno se qualcuno può aiutarmi. Il signor Domenico chiede di essere aiutato perché a giorni alterni deve partire da casa, da Romano Dezzelino, e salire fino al monumento e per lui è diventato troppo faticoso. Qualcuno poi gli ha rubato anche il bidone con la riserva di acqua e questo gli ha creato altri disagi. Non solo, c'è anche chi, soprattutto la domenica, parcheggia l'auto proprio sotto il monumento. Allora abbia un po' di creanza perlomeno di parcheggiare dai lati, ma lasciare libero il posto centrale. Se passa qualcuno che andrà a vedere il monumento non può andare assolutamente. Il rispetto, quando ci manca per i morti, manca rispetto per tutti.